Sigma. Welcome to Nightlife Sessions. Mixando DJ Sigma. Sigma. This is Nightlife Sessions. DJ Sigma. Mixa la tua musica. DJ Sigma. In the mix. Play the music. Welcome to Nightlife Sessions. You're listening to Nightlife Sessions with Sigma. This is Nightlife Sessions with me, Sigma. Ciao a tutti, benvenuti a Nightlife Sessions. Inizia l'episodio numero 372 e questa settimana vi propongo musica di Armin Van Buuren insieme a BLR, pensate un po'. Poi ci saranno i Teenage Mutants, ci sarà ReOrder insieme ad Anewbis, Nifra e Wehbba e tanti altri. Iniziamo con Vintage e Morelli, questa è Binary Synthesis. Ciao, sono Sigma. Ciao, In console. Sigma. Questo è Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
E questa era Binary Synthesis di Vintage e Morelli in uscita su Avanti. Andiamo avanti con il secondo brano di questa settimana, un altro promo, è il nuovo di Rebuke, si intitola Glow, anzi non è proprio il nuovo è il remix di Nick Schenderling. Escucha Nightlife Sessions.
nome difficile da pronunciare, Nick Schenderling, che remixa Glow di Rebuke qui su Nightlife Sessions, episodio numero 372. Andiamo avanti con Return of the Jaded, questa è WATTAGE in Your Cottage. Sygma, and you're listening to Nightlife Sessions. Che titolo strano, WATTAGE in Your Cottage, dai, sembra una barzelletta questo titolo di questo brano di Return of the Jaded. Si prosegue con Nightlife Sessions, allora arriva Charles D e questa è Control.
Roma, Italia, Sygma in the mix. Let go, the rhythm has control. Era Control di Charles D. Passiamo ora a Wehbba. Ha tirato fuori un EP, anche lui sta sperimentando un pochino sonorità tra il techno e il tech house, insomma l'importante è che non ci si fermi e si cerchi di capire quali sono le tendenze musicali dei prossimi anni. Comunque questo nuovo brano si intitola Synthetics.
Stai ascoltando Nightlife Sessions. Synthetics è uno dei due nuovi brani pubblicati da Wehbba. Adesso arriva il pezzo forse più figo del momento, è uno dei più originali e sicuramente è un buon compromesso tra la techno, la tech house e anche la trance. Comunque il nuovo di Pagano si intitola Parade.
in the mix. Musica. Sygma. DJ Sygma. And you're listening to Nightlife Sessions. Era Parade o Parade se vogliamo dire alla francese, il nuovo di Pagano. State ascoltando Nightlife Sessions, episodio numero 372 con il sottoscritto Sygma. Arriva Rein con Open Your Mind. DJ Sygma. YGMA.it. This one's designed to open your mind.
designed to open your mind. Designed to open your mind. Era Open Your Mind di Rein. Adesso arriva una delle ragazze che sono venute fuori negli ultimi anni, che stanno veramente facendo grandi cose. Lei è Marie Vaunt e questo è il suo nuovo pezzo, si intitola KURAYAMI. Play. In console. Nightlife Sessions.
Titolo in giapponese, Kurayami di Vaunt, e vabbè, però non c'è niente con la Kurai Records, di cui passerò un pezzo fra poco. Nel frattempo arriva il nuovo di Armin van Buuren, che per l'occasione, visto che sta lanciando il suo nuovo album, pare che ci saranno oltre 50 brani. Stavolta si associa con BLR, ve lo faccio ascoltare, vi dico il titolo: Back to the Future, non Back, Back, adesso capirete perché. Eh sì, era Back to the Future, inteso proprio come Bach, il compositore. Infatti era un suo tema ripreso in chiave, diciamo, dance moderna da Armin van Buuren e BLR. Andiamo avanti con Nightlife Sessions. Appunto, vi dicevo, un pezzo della Kurai Records, l'etichetta più forte del momento secondo me per quanto riguarda la qualità della musica, su cui esce Naems, e questo è il suo nuovo, si chiama KABUKI. KABUKI.
Era KABUKI di Naems qui su Nightlife Sessions, è uscito un EP con 2 tracce, questa era quella un po' più carina secondo me. Andiamo avanti, arrivano i Teenage Mutants insieme a Kosmo e questa è Caught Up. Feel the bass go down. DJ Sygma. Stai ascoltando Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
Era Caught Up di Teenage Mutants insieme a Kosmo. Ancora 3 brani da ascoltare, di cui uno di un italiano è quello che arriva adesso, e lui si chiama Federico Pedone, e questa è The Dance Floor. Era The Dance Floor di Federico Pedone. 2 brani e poi ci salutiamo. Arriva un promo della Reverie, loro sono ReOrder insieme ad Anewbis, che ricordo si scrive, no? Se lo volete cercare, non è Anubis il dio egizio, ma è Anewbis, quindi con new, nuovo in mezzo, nome originale. Il brano si intitola Sanctum. And it is the desacralization of all of these, and these inviolable sanctities were preserved in those 10 words, and in those 10 words put us in the mess that we find ourselves. Rebel against anything. And it is the desacralization of all of these, and these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And in those 10 words put us in the mess that we find ourselves. Eternal days. DJ Sygma. Música. En sesión. DJ Sygma. Listening to Nightlife Sessions with Sygma.
ladies and gentlemen, the moral Lord, is a loss of wisdom. We do not seem to understand right from wrong anymore. And it is the desacralization of all of these, forgiveness, we find ourselves rebel against anything. What do you say? And it is the desacralization of all of these. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And in those 10 words, put us in the mess that we find ourselves. Eternal days. Ed era Sanctum di ReOrder e Anewbis. Arriviamo all'ultimo brano per questa settimana. Lei è Nifra e questo suo nuovo lavoro, velocissimo tra l'altro, si intitola Madness. Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions. There's no need to hide every little scar you've got inside. Just give it a try. Show me the madness. Show me the madness. Can we ease the pain? We could change our names to Novocaine. Let go of the weight. Show me the madness. Show me the madness in your eyes. Show me the madness. Show me the madness. Era Madness di Nifra, era l'ultimo pezzo per questa settimana. Avete ascoltato Nightlife Sessions, episodio 372 con il sottoscritto Sigma. Appuntamento alla settimana prossima, ciao!